lette dal tuo Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Alta Tiratura e siamo su Radio Libertà. Per quanto riguarda la classifica dei libri non c'è molto da segnalare e quindi passerei direttamente ad affrontare un paio di argomenti che mi sembrano interessanti attraverso i libri che sono appena usciti o che sono usciti in questi mesi. Allora, iniziamo con una novità assoluta. Vi presentiamo l'anteprima del nuovo libro di Vittorio Sgarbi, grandissimo critico d'arte, grandissimo polemista. Questa volta ha voluto affrontare, dopo le grandi monografie su Michelangelo, Raffaello e altri grandi pittori, voluto affrontare un tema della massima attualità: arte e fascismo. Nell'arte non c'è fascismo, dice il sottotitolo, nel fascismo non c'è arte. La prefazione di Pierluigi Battista, il libro esce la prossima settimana, martedì, sono poche pagine, un centinaio, 105, e il prezzo è di 15 euro. Ora, questo libro ha una particolarità che è molto interessante per noi, ovvero questo libro è il perfetto antidoto alla cancel culture, alla cosiddetta cultura della cancellazione, perché mostra in maniera inequivocabile che uno dei luoghi comuni più consueti, cioè non c'è stata arte, non c'è stata cultura sotto il fascismo, è una sonora idiozia. Ma prendiamo appunto, voi sapete cos'è la cultura della cancellazione, no? È quel filone pseudo-culturale, in realtà fondato sull'ignoranza, che predica la distruzione delle statue, ad esempio quella di Cristoforo Colombo, perché Colombo ha dato il via alla colonizzazione dell'America del Nord. Sono quelli che vanno a imbrattare la statua di Montanelli, perché Montanelli durante la guerra d'Eritrea ha avuto alla guerra d'Etiopia ha avuto una amante, una donna, bambina, una sposa bambina, cosa che era assolutamente normale e consueta in quel paese, in quella data. Sono quelli che vogliono togliere alcune parole dalle opere d'arte, quindi letterarie, quindi chiedono di censurare tutto, da Dante Alighieri fino a Via col Vento e tutto quello che ci sta in mezzo. Sono quelli che insomma vogliono purgare non solo l'opera d'arte, ma anche la lingua dalle parole che sono scomode. È una degenerazione o, se volete, una prosecuzione del politicamente corretto che conosciamo ormai da tantissimi anni. Ora, il dibattito sempre aperto, il dibattito che in Italia non finisce mai e pare destinato a durare per sempre, è il dibattito sul fascismo. Ovviamente è un dibattito che ha ormai dei toni grotteschi, perché il fascismo è un'esperienza storica completamente conclusa, non c'è nessuna forza politica che abbia mire autoritarie, e quindi stiamo discutendo più o meno del nulla, che è un ottimo argomento per buttare in cacciara la politica di tutti i giorni, no? Quindi si fa l'accusa a chiunque non sia di sinistra di essere un fascista. Fascista è una parola randello, no? Si usa quando vuoi screditare l'avversario senza utilizzare delle ragioni serie, vere e motivate. Fascista, basta la parola e tu sei costretto a stare zitto. Naturalmente è ridicolo, visto che non è che tutto ciò che
non appartiene alla sinistra sia fascista, e questo lo sappiamo benissimo. Esiste una destra conservatrice, esiste una destra liberale, esiste una destra autonomista, esistono tante destre che non hanno niente a che vedere come storia con il fascismo propriamente detto. Ora, uno dei luoghi comuni più tenaci nella cultura italiana è stato quello che appunto il fascismo, che l'arte era inconciliabile con i regimi totalitari e quindi non poteva esserci stata cultura sotto il fascismo, o se c'era stata, quella cultura era, come dire, una malattia della cultura italiana, non una cultura propriamente detta. E naturalmente questo è un luogo comune sul quale ha soffiato per decenni la sinistra comunista per accreditarsi come l'unica forza veramente in grado di capire e di fare cultura, e che poi la cosa si è risolta nell'occupazione di tutti gli spazi di potere disponibili in sostanza. Ora, da qualche anno questa tesi è grottesca, e diciamo però che per arrivare a un punto, a una vera svolta, abbiamo dovuto aspettare addirittura il 2018, che è l'anno in cui un critico di sinistra, Germano Celant, fece una mostra a Milano alla Fondazione Prada intitolata Post Zhang Tum Tumb, con quindi un richiamo evidente al futurismo, in cui si metteva appunto in mostra l'arte fascista, l'arte durante il ventennio, e davanti agli occhi degli spettatori, dei visitatori, si dipanava un percorso che aveva dell'incredibile. La sola sala dei libri pubblicati durante il ventennio faceva impallidire le biblioteche degli anni successivi alla guerra, Malaparte, Prezzolini, c'era dentro di tutto. Prezzolini che poi non dimentichiamoci se ne andò dall'Italia in dissenso con Mussolini, ma c'era Longanesi, insomma c'erano delle cose, Gadda, insomma tutte le vette della cultura italiana in qualche modo, stiamo parlando della prima e della seconda metà del Novecento, hanno dovuto fare i conti con il fascismo e in qualche caso, anzi nella maggior parte dei casi, sono riusciti a convivere con il regime, perché nell'arte c'è sempre qualche cosa che eccede e che supera e che mette a tacere la propaganda. In ogni caso il regime, come si capiva dalla mostra di Celant e come si capisce perfettamente in maniera esemplare anche dal libro di Vittorio Sgarbi, il regime seppe anche, come dire, coltivare il dissenso al suo interno per poterlo controllare, se vogliamo, ma quindi diede una valvola di sfogo anche a chi non era del tutto allineato. Ehm, Arte e fascismo è come dire, aggiunge altri tasselli fenomenali e importantissimi che Vittorio Sgarbi ha messo insieme andando a facendo quello che gli viene meglio, ovvero andando a cercare di città in città i documenti, i quadri riscoprire in questo modo certi avvenimenti e certi personaggi. Quindi nel libro voi trovate dei capitoli costruiti ad esempio sui documenti del MART di Rovereto, che ha un eccezionale archivio dei futuristi e degli anni '20, in cui si trovano appunto delle dichiarazioni, poi anche delle composizioni di futuristi come De Pero, ma troviamo poi dei passaggi interessantissimi su De Chirico, la pittura metafisica, Carlo Carrà, e poi naturalmente il futurismo, che è una strana avanguardia di regime, una cosa unica, ma poi anche
va a riscoprire dei personaggi che sono stati letteralmente cancellati, e qui veniamo appunto al nesso con la cultura della cancellazione. Grandi scultori come Arturo Martini, che dopo la guerra andava in giro con la pistola in tasca, che era colpevole in realtà di accettare ogni commissione che gli veniva fatta, anche quelle che venivano fatte dal regime. Adolfo Witt, che è autore di uno dei busti più belli del Duce, di cui rimane una copia che è bucherellata perché fu presa a colpi di scalpello e quasi a mattonate per distruggerla, perché venisse distrutta. E poi ci porta alla scoperta di un'affascinante storia legata ai premi che venivano dati dal regime, in particolare i premi che venivano dati a Cremona e a Bergamo. A Cremona sotto l'egida di Roberto Farinacci, che era il RAS della città, a Bergamo invece sotto la supervisione di Bottai, che fu un ministro della cultura particolarmente illuminato. E qui scopriamo dei nomi che non conoscevamo, dei nomi che però sono nomi di autori che hanno fatto della buonissima arte, specialmente il premio Bergamo, che è più conosciuto, lanciò dei grandi personaggi, ma anche il premio Cremona, che era diverso, nel senso che premio Bergamo era più libero, e invece il premio Cremona sotto Farinacci era più attento ai temi proposti dal regime. Però nell'uno e nell'altro insomma sono uscite delle opere importanti, ma poi troviamo dei nomi che chi ha mai sentito parlare di Pina Sacconaghi, di Renato Di Bosso, di Luigi Panarella, di Amos Nattini, tutti autori da riscoprire e che Sgarbi con un tocco magico riporta in vita per il lettore. Ora, naturalmente non c'è solo nel libro di Sgarbi la pittura, perché un altro esempio formidabile di cultura nata sotto il ventennio è l'architettura. L'architettura che è così importante anche ad esempio nei quadri di Giorgio De Chirico. Avete probabilmente in mente tutti queste piazze deserte, assolate, con questi monumenti giganteschi, con degli archi vuoti e così via. Ma gli architetti italiani seppero creare uno stile che è uno stile interessante, che ha prodotto delle opere d'arte, uno stile razionalista legato al classico, ma addirittura non solo le nostre città sono piene di palazzi appunto costruiti con questo stile, ma ci sono intere città, no? Vale la pena di ricordarlo, intere città costruite in quel modo. Sabaudia è una di queste, e Sabaudia era amatissima da Pasolini, che scrisse delle parole in cui esaltava l'architettura di questa città. Ma poi ci sono dei posti incredibili in Italia. Se voi andate a Tresigallo, troverete esattamente una delle città metafisiche di De Chirico, né più né meno, è completamente uguale potrebbe essere stata studiata, disegnata da questo pittore. Esiste nella realtà, vi consiglio di andarla a vedere. E inoltre fu uno stile esportato, se volete, principalmente nelle colonie italiane, ma anche lì nelle colonie italiane, se voi andate a vedere le fotografie di quello che hanno costruito i geometri, neanche gli architetti italiani, i geometri in Etiopia e in Eritrea, trovate dei capolavori incredibili. C'è famosissima una stazione per la benzina, e poi i cinema, tutti con questo stile incredibile che si fondeva poi con lo stile invece che era tipico di quei luoghi, un po' arabeggiante, diciamo così, e tutto molto affascinante. Allora, dopo aver finito la lettura di questo libro, la prima cosa che si capisce è che la vera benzina della cultura della cancellazione è l'ignoranza.
è l'ignoranza supponente di chi arriva e giudica il passato con gli occhi del presente senza conoscere il passato, senza capire niente del passato. Perché appunto è incredibile che per 80 anni ci siamo sentiti dire che non esisteva nulla nel ventennio. Nel ventennio invece l'arte è fiorita, forse dagli anni 10, periodo che va dagli anni 10 agli anni 30 è stato quello di maggior interesse da ogni punto di vista culturale. E poi ci tengo a dire una cosa, che dire questo non significa affatto essere fascisti. Garantisco io per Vittorio Sgarbi che non ha assolutamente niente di fascista, è un liberale, è un libertario, è anche un libertino e quindi voglio dire, si tratta di prendere atto della realtà, di studiarla, di capirla, di giudicarla, ma dire che sotto il fascismo l'arte fioriva non fa di noi dei fascisti, fa di noi degli studiosi, degli italiani che cercano di capire il proprio passato. E adesso che mi sono infervorato, vi lascio a una canzone, è Band on the Run di Paul McCartney, sulla quale poi vi dirò qualche parola. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again, like you, Mama. You, Mama, you.
Bentornati ad Alta Tiratura, siamo sempre su Radio Libertà, io sono Alessandro Gnocchi e abbiamo parlato del libro che sta per uscire di Vittorio Sgarbi su arte e fascismo, che è un ottimo antidoto all'ignoranza della cultura della cancellazione. Prima di cambiare argomento voglio ricordare brevemente un altro libro su questo tema e su anche tante altre cose, una raccolta in realtà di saggi di diverso argomento, è il libro Donne di Susan Sontag, che è appena uscito per Einaudi. Qui troviamo un capitolo, anzi 2 capitoli molto belli, molto intelligenti, su Leni Riefenstahl. Chi era Leni Riefenstahl? È stata la più grande regista del nazismo e amica intima di Hitler e di Goebbels, attrice, ma soprattutto famosa per questi 2 film che sono considerati dei capolavori. Sì, sono film di propaganda. Il primo, Il trionfo della volontà, racconta di cioè fa vedere una adunata nazista a Norimberga. Il secondo è dedicato alle Olimpiadi di Berlino. Entrambi i film sono fatti, diciamo, seguendo le linee della propaganda nazista, eppure nessuno si sogna di togliere come dire, il titolo di opera d'arte a questi 2 film, perché è impossibile farlo. Allora cosa dobbiamo fare davanti a un prodotto del genere? Dobbiamo andare a prendere le pizze, che peraltro le copie più preziose sono conservate a grado in Italia. Cosa dobbiamo fare? Prenderle e distruggerle? No, dobbiamo, anche in questo caso, come dice la Sontag, dobbiamo capire, spiegare, calarci nei panni anche e ovviamente rimane ferma la condanna del regime nazista, la più ferma possibile, ma come dire, c'è dell'arte in questi film che appunto sopravanza anche le ragioni della propaganda. Non so se voi probabilmente avete visto alcune immagini che magari vengono infilate di qua e di là senza dire esattamente da dove provengono. Si vedono la classica immagine della dunata nazista con le truppe schierate, il palco, Hitler da solo, le luci, le torce e così via. E in Olimpia invece si vedono i corpi colti nel momento di massimo splendore, quando l'atleta sembra una statua greca. Insomma, sono 2 grandi film, ci dice la Sontag. Le ha fatte una nazista? Sì, le ha fatte una nazista. Però bisogna appunto capire e prima di giudicare bisogna capire e studiare. A proposito di studio, voglio introdurre un altro argomento, che è il seguente. Allora, noi abbiamo assistito nei giorni scorsi a dei rimbrotti e dei rimproveri verso il ministro della cultura, che ha fatto una gaffe, come può capitare, e ha attribuito, ha diciamo anticipato la nascita di Galileo Galilei in un periodo, fino a un periodo in cui Galilei, collocandolo in un periodo in cui Galilei non era ancora nato. Benissimo, è una gaffe, ok, d'accordo. Ma quello che fa specie è che coloro che si scagliano con maggior violenza contro le gaffe altrui spesso sono autori in proprio di gaffe agghiaccianti. E naturalmente fa molto ridere quando questa gaffe capita a quelli che hanno il ditino alzato e che rimproverano gli altri, e quindi nel nostro caso quando capita agli scrittori e agli intellettuali di sinistra. Vi racconto qualche gaffe memorabile. Paolo Giordano, lo scrittore della Solitudine dei numeri primi, che è quello che sta coordinando la rivolta alla Bukmesse di cui abbiamo parlato in una puntata precedente, che è una rivolta completamente assurda perché il governo non ha messo minimamente le mani sulla lista degli invitati a Francoforte. Paolo Giordano è quello che coordina, diciamo, la protesta degli scrittori. Bene, qualche giorno fa in un teatro di Milano Paolo Giordano presenta e intervista Jon Fosse, che è uno scrittore norvegese che ha vinto il premio Nobel della letteratura nel 2023, scusate. E
gli fa questa domanda, molto, con tono molto pensoso, ma nelle sue opere c'è sempre un momento in cui lei usa questa espressione che colpisce molto, e cadde il silenzio. Ecco, ma quand'è che nella sua vita è caduto il silenzio? Chiede a Jan Fosse, il quale lo guarda allibito e gli dice: no, guardi, veramente io questa espressione non l'ho mai usata, è una cosa della traduzione italiana, perché io non uso delle espressioni fruste e quindi retoriche come "e cadde il silenzio". E in platea cadde del teatro, cadde realmente il silenzio, perché ovviamente è una gaffe che distrugge praticamente l'intervista stessa. Ma c'è chi ha fatto anche di peggio e ad esempio Antonio Scurati, il super censurato dalla Rai, super censurato immaginario anche in questo caso, lui è preoccupatissimo per la deriva autoritaria, però farebbe meglio preoccuparsi degli sfondoni storici che ci sono nei suoi libri. Nel rumore sordo della battaglia, ad esempio, che è un suo romanzo ambientato a cavallo del XV e XVI secolo, troviamo degli anacronismi clamorosi. La Toscana è descritta come un ducato, ma la Toscana a quell'epoca non era un ducato, lo diventerà poi a metà del XVI secolo. E poi troviamo dei riferimenti al tabacco, si fanno delle belle fumatine di tabacco. Peccato che il tabacco sia stato importato in Italia nel 1561. Ma poi la prosa, sentite la prosa alata di Scurati. E questo viene da un altro romanzo, Il bambino che sognava la fine del mondo. Il mio contatto diretto con la realtà finiva lì, in quel manubrio di bachelite chiuso nella solida renitenza delle cose inanimate. Il manubrio di bachelite, capite? In scuratese, cos'è il manubrio di bachelite? È quella che noi semplici che abbiamo fatto le scuole medie e che abbiamo una cultura media e semplice, chiamiamo forcella del telefono. Invece per lui è un manubrio. La forcella è un manubrio, perfetto. Ma sentiamo anche, ad esempio, non lo so, La Gioia. La Gioia vinse il premio Strega con un libro che si intitolava La ferocia, e ci vuole, che è ferocemente sgangherato, ci vuole un'intelligenza artificiale per decrittare alcune frasi. Ve ne leggo una. Ecco il suo problema: la concrezione di pazzi con cui la sorte voleva distoglierlo dall'unica attività che lo avrebbe reso libero, il tasto su cui battere fino a quando la particola di follia che in linea retta alimentava anche lui fosse diventata un nudo anello che non trasmette niente. Lo studio fanatico della medicina a cui si dedicava senza perdere un attimo. Di un premio a chi è capace di spiegare che cosa voleva dire la gioia. E Chiara Valerio, un'altra onnipresente, Mara nel romanzo che vincerà lo Strega la settimana prossima, scrive: Mara era rimasta carsica. Carsica? Come si fa a rimanere carsici? Era di una cortesia marziale, c'era qualcosa di ondoso. Di ondoso? Aveva un taglio di capelli educato ma ventoso. Ma voi avete mai visto un taglio di capelli ventoso ma educato? Vabbè, poi voglio concludere con i giornalisti, perché beh, la categoria principale di gaffeur siamo noi giornalisti, è inutile negarlo. Però il nostro leader, il nostro capo gaffeur è Massimo Giannini di Repubblica. Allora, in geografia, vediamo che voto gli dareste in geografia. Smirne è un piccolo borgo di pescatori in Grecia. Bravo, peccato sia un grandissimo porto della Turchia. In storia ha scritto che Catilina portò il cavallo in Senato, nel Senato romano, ma non è Catilina, è Caligola. In letteratura ha scritto che l'autore dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde è Edgar Allan Poe. Peccato che sia il capolavoro di Stevenson.
poi, non so, per Giannini è stato un allievo di Scalfari, ma anche avete presente Eugenio Scalfari, l'ateo affascinato dal divino, quello che fa le interviste a Bergoglio, quello che è esperto di economia ma anche di sacre scritture, uno scrittore degno addirittura di un Meridiano. Ecco, lui invece ha sbagliato il numero degli apostoli, ne ha aggiunto uno. Secondo lui erano 13, forse pensava di essere lui stesso il 13° apostolo, e poi ha fatto un articolo illuminante sui Vangeli sinottici, parlandone in lungo e in largo. Peccato che abbia scritto che sono 4 i Vangeli sinottici, invece sono 3, Matteo, Marco e Luca. Giovanni no, perché non racconta gli stessi eventi nello stesso ordine rispetto agli altri 3, che proprio per questo si chiamano sinottici. Ma anche in televisione, non so, Giovanna Botteri ha sostenuto che Oslo era la capitale della Svezia, e poi insisteva sul fatto che JFK fosse stato ucciso a colpi di pistola, ma anche i bambini sanno che è stato ucciso a fucilate. E si potrebbe andare avanti per sempre, da qui all'eternità. Ma adesso concludo con un politico, e cito il mio vicino di scrivania, ovvero Filippo Facci, che ha messo insieme un dossier esilarante sugli errori di Beppe Grillo, per citare anche un politico, o comunque diciamo un comico prestato alla politica. E vi cito l'articolo di Facci, che è molto divertente. Beppe Grillo ha detto: l'Italia è come un cammello, nelle gobbe non ha più acqua, ma i cammelli, a essere precisi, nelle gobbe non hanno acqua, hanno grasso, l'acqua la conservano nel corpo e nel flusso sanguigno. E comunque sul suo blog ha messo la foto di un dromedario. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, Alta Tiratura su Radio Libertà. Paperback writer.